Domenica 3 giugno la pallavolo ha superato se stessa a Padova in occasione di Tutto Sport in Prato. Per tutta la mattina almeno 1200 giocatori in erba hanno animato Prato della Valle, una festa grande come lo è stata tutta la stagione del mini volley. Quest'anno, per far fronte ai circa 2000 ragazzi coinvolti tra i vari livelli, è stata addirittura sdoppiata una delle feste provinciali che per l'occasione si sono svolte in 5 sedi diverse. Molto entusiasta per questa manifestazione il presidente del CONI provinciale. Noi siamo qui questa mattina con questa grandissima, bellissima, notevole festa provinciale del mini volley da questa parte del Prato della Valle, dall'altra parte c'è la festa provinciale del mini basket, 1200 bambini bellissimi del volley, 400 del basket, tutta la forza giovanile di due sport trascinanti, coinvolgenti, di grande dimensione ma soprattutto di grande qualità nella proposta educativa, formativa, della pratica sportiva rispettosa delle regole di se stessi e degli altri, quella pratica sportiva che noi promozioniamo con questo tipo di manifestazione. Siamo sempre all'interno del contesto Tutto Sport in Prato, per cui un contenitore che parla di sport a 360 gradi. La domenica mattina rimane comunque riservata la festa provinciale del mini volley che ogni anno ripropone questo ammasso di mini atleti con obiettivi che crescono negli anni. Quest'anno è stato l'anno dedicato ai mini amici del mini volley, al fumetto rivolto ai piccolini in maniera da poter trasmettere a loro quali siano i valori dello sport attraverso il loro linguaggio. Saranno tutti coinvolti alla fine di questa bella kermesse per il preparativo relativo alla stagione sportiva 2012-2013 di poter realizzare il girotondo più lungo del mondo, cercando di, prendendoci per mano, di fare 2 o 3 giri direttamente del Prato della Valle assieme a delle altre associazioni sportive. I bambini devono capire che lo sport non è solo pallavolo, soprattutto in questa età è provare a capire quale sia una disciplina sportiva più idonea alle proprie caratteristiche. L'importante è per questa età che si divertano, che lo facciano con impegno. Il ringraziamento è a tutti coloro che ci sostengono, Amicasa, Banca Padovana, Pittarello e a tutti gli altri amici delle amministrazioni comunali e provinciali che aspettano sempre la domenica mattina per vedere la pallavolo cosa riesce a proporre. La pallavolo anche quest'anno ha dato un bel segno e speriamo di poterlo continuare anche nei prossimi anni. Ricordiamo come la FIPAV Padova dimostri sempre una spiccata sensibilità verso i meno fortunati. Dopo aver raccolto fondi per la Città della Speranza ed il QAM Medici per l'Africa, si è fatta subito promotrice per aiutare economicamente le popolazioni civili dell'Emilia-Romagna colpiti dal terremoto. Con un'azione fortemente simbolica, la mattinata è finita con un grande girotondo, che ha coinvolto circa 3.000 persone tra mini atleti del mini volley, i loro tecnici e gli accompagnatori. Un tentativo di record che siamo sicuri il prossimo anno verrà concretizzato.